Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso. Allora siamo al tema che riecheggia anche nel nostro sondaggio di questa sera, perché parliamo dell'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni nelle ore in cui la Premier era al Vinitaly, di fatto confermando la linea del governo. Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato da lei, è molto diversa da come pensavo. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente americano Donald Trump prende per la prima volta posizione contro la premier italiana Giorgia Meloni. Nel giorno in cui la Presidente del Consiglio presenzia al Vinitaly di Verona, così come il suo vice Matteo Salvini, Trump riprende il commento di Meloni al suo attacco al pontefice. Inaccettabile è lei, contrattacca, non le mie parole, perché non le importa se l'Iran ha un'arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in 2 minuti se ne avesse la possibilità. Frasi come macigni, con Meloni che resta ferma nelle sue posizioni. America alleato strategico e prioritario, ma bisogna avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo. Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Ma da Verona la Premier annuncia un altro passaggio che la allontana da Trump e dal suo principale partner bellico. Voi non me lo avete chiesto, ma il governo ad esempio ha, in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. L'avvallo di Salvini è telegrafico. Se il governo ha deciso così vuol dire che ha fatto bene a decidere così. Accordo di difesa con Israele, quindi da ridiscutere. In Medio Oriente si sta andando oltre e Meloni non ci sta. Sul caro energia sono preoccupata, sull'andamento dell'economia in generale sono preoccupata, molto preoccupata se non si riesce a riprendere e mandare avanti il round dei negoziati, se non si riesce a riaprire lo stretto di Hormuz. Dall'inizio della crisi noi siamo stati tempestivi nel dare le risposte e continueremo a essere tempestivi nel dare le risposte. Per fare questo c'è bisogno certamente di un impegno del governo italiano, c'è bisogno dell'Europa. C'è qualcuno che sta creando le guerre, poi i problemi e i conti li pagano i nostri cittadini, quindi stiamo studiando la possibilità di bloccare il costo di gasolio, luce e gas a prima dello scoppio della guerra in Iran e quindi ai prezzi e alle tariffe di febbraio per tutto il 2026. Bruxelles incalza Meloni, deve avere il coraggio di prendere decisioni drastiche, a cominciare dalla sospensione del patto di stabilità. Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi. Quindi noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa, il tema di anche di prendere in considerazione una sospensione del patto di stabilità, non intesa come misura che può essere fatta verso il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata. La Premier, che al Vinitaly riceve dal presidente Alberto Stefani un leone di San Marco in vetro di Murano e foglia d'oro, confida di proseguire i rapporti di collaborazione con il nuovo governo ungherese ed è invece cauta sull'invito della DD Eni Descalzi di sospendere il bando del gas russo che scatterà il 1° gennaio 2027. La pressione economica che noi abbiamo esercitato sulla Russia in questi anni è alla fine l'arma più efficace che abbiamo per costruire pace, per cui dobbiamo fare molto attenzione a come ci muoviamo da questo punto di vista, però insomma è presto per parlare di questa dinamica che avviene da qualche tempo. Dal Vinitaly intanto sul tema delle infrastrutture 2 importanti novità che vengono dal ministro Salvini, a partire dalla Brescia-Padova e dal progetto della holding autostradale veneta. E a proposito di autonomia e di infrastrutture, ho fatto la riunione oggi col governatore. La Brescia-Padova farà parte della grande famiglia delle autostrade venete, quindi i soldi pagati dai veneti rimarranno tutti in Veneto per sistemare le strade del Veneto, senza profitti da parte di soggetti privati. L'annuncio del vice premier e ministro delle infrastrutture Salvini al Vinitaly ufficializza quello che era nell'aria da mesi, la concessione in house della Brescia-Padova.
Questo è un grande risultato su cui adesso adotteremo tutti gli atti necessari per arrivare alla fine dell'anno e poter avere la concessione in house della Brescia-Padova. Credo che i veneti lo capiscono subito cosa significa. Significa che ogni volta che una strada viene pagata, un pezzo di autostrada viene pagata qui nel nostro territorio, quei soldi saranno reinvestiti nel nostro territorio. Una holding autostradale ci apre ad un futuro molto positivo da un punto di vista anche finanziario per la nostra regione e su questo dobbiamo fare un grande lavoro. Al progetto della holding autostradale del Nord-Est si affianca quello della Valdastico Nord. Qualche mese fa l'incontro tra i due governatori coinvolti, Stefani da un lato e il collega del Trentino Alto Adige Fugatti dall'altro. Sul dossier c'è l'intesa, aveva detto il presidente del Veneto, è un progetto fondamentale soprattutto per il settore industriale del nostro territorio. Permette un accesso alle altre infrastrutture europee molto più agevole, può far fare a tutto il Nord un passo in avanti fondamentale. Questo si inserisce nella strategia poi nel piano economico finanziario della concessionaria. È ovvio che il primo passo sarà la holding delle autostrade, che significherebbe portare in Veneto più di 400 milioni di euro all'anno in più da spendere in investimenti, in infrastrutture, in manutenzione delle strade, nuove infrastrutture. È un risultato importantissimo che grazie alla collaborazione tra la Regione del Veneto e il Governo riusciamo a portare a casa. Dopo anni di discussione, un accordo dei territori è un passaggio fondamentale, ha evidenziato Salvini. Ho parlato con Stefani, con Fugatti, sono d'accordo, li ho invitati al Ministero per entrare nel merito tecnico del progetto. A proposito di trasporti, ovviamente c'è lo spettro di carenza, sempre più concreto di scorte di carburante che pesa anche sul turismo, e di fronte allo spettro, questo sì, dei voli a terra, c'è il boom delle richieste per i pullman turistici. Abbiamo un sacco di richieste, di un sacco di preventivi che ci mettono a confronto per capire appunto sui cambiamenti, sì, per capire se conviene muoversi in un modo piuttosto che in un altro. Un'impennata di richieste di preventivi per i pullman turistici è il risultato dell'incertezza legata alla prossima stagione estiva a causa dei voli a rischio per la carenza di carburante. Le società di autobus operator sono al lavoro per programmare l'attività nei prossimi mesi in un clima però di assoluta insicurezza. Le richieste di preventivo aumentano, ma noi rispondiamo con dei costi più alti. Adesso staremo a vedere cosa andrà, quanti verranno confermati, insomma che percentuale di conferme avremo. Tante persone che non sanno bene che direzione prendere, ecco, come muoversi e che tipo di vacanza fare. Certo è che se i preventivi dovessero poi diventare richieste effettive potrebbe presentarsi un altro problema per l'ormai cronica carenza di personale al volante. I mezzi per ora ci sono, certo che se tutti i preventivi verranno confermati nello stesso momento sarà difficile soddisfare tutti. Intanto in queste settimane aumentano le richieste anche di informazioni da parte delle scuole. Abbiamo notato un incremento delle richieste, soprattutto delle gite scolastiche, delle richieste per ora di preventivo delle gite scolastiche, perché stanno mettendo a confronto i viaggi già prenotati in aereo per capire se con il pullman vanno a risparmiare qualcosa. Nel solo mese di marzo il carburante ha subito un aumento del 16,85%, considerando che questa voce ha un impatto sul costo di un singolo viaggio del 30%, è inevitabile la ricaduta dei costi sulla clientela. L'incertezza degli ultimi anni ha portato sempre più le aziende a specializzarsi dal settore turistico a quello scolastico, trasporto atleti. La stagione estiva alle porte per gli operator rappresenta uno dei momenti dell'anno più importanti e se da un lato dunque molti potrebbero preferire i viaggi in pullman in alternativa agli aerei, è anche vero che la mancanza dei viaggiatori a lungo raggio che usufruiscono dei pullman per il trasporto dall'aeroporto e il turismo fuori porta proveniente con mezzi propri dalle regioni vicine potrebbe pesare sul comparto. Per noi sarà un po' un impatto negativo perché se le persone arrivano con i propri mezzi noi non avranno la necessità di muoversi in pullman. Un'altra sfida dell'ormai presente, non più futuro, è quello dell'intelligenza artificiale. Imprenditori, artigiani e studenti insieme per navigare le nuove rotte dell'intelligenza artificiale. Il mondo accademico da un lato, la realtà delle aziende dall'altro, insieme, ognuna con le proprie peculiarità per conoscere le frontiere dell'AI. Nasce con questo obiettivo il progetto AI Academy, 2 intelligenze, un'impresa, promosso da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Università Ca' Foscari di Venezia, Campus Treviso. Non poteva mancare la collaborazione con la scuola, in questo caso l'università, e noi contiamo che l'intelligenza artificiale che
che noi usiamo chiamare anche intelligenza artigiana, arrivi presto a portare del valore aggiunto attraverso i giovani nelle nostre imprese. Il progetto prevede un percorso articolato in 6 incontri dal 23 aprile al 2 luglio, dove sono coinvolte le aziende artigiane, con l'obiettivo di fornire competenze pratiche e orientate all'utilizzo dell'IA nei principali ambiti gestionali. Ogni appuntamento si sviluppa con una sessione laboratoriale, durante la quale le aziende saranno affiancate da studenti dell'Università Ca' Foscari. Il programma affronta temi come la gestione delle informazioni, l'automazione dei processi, il marketing, le vendite e il customer care, offrendo strumenti operativi e casi applicativi utili a supportare l'innovazione all'interno delle imprese. Credo sia utile anche alle imprese questo confronto con giovani che hanno fatto un percorso di carattere universitario, quindi con conoscenze di carattere analitico, che riguarda peraltro campi diversi. Per utilizzare l'intelligenza artificiale implica anche un confronto con esperienza, con problemi concreti che le imprese affrontano. Un nuovo mondo con il quale in futuro le imprese artigiane dovranno confrontarsi per diventare più competitive sul panorama nazionale e internazionale. Siamo ancora nella prima fase di sviluppo di questo prodotto, che è un prodotto che va maneggiato, che va maneggiato con cura, che però non può prescindere dalla conoscenza, quindi ben vengano corsi o comunque percorsi accademici che riguardino come questo. Adesso noi andiamo nel bellunese. Abbiamo aperto la pagina di Treviso e il nostro telegiornale parlando del nuovo albero caduto in città, ovviamente nei giorni in cui si parla della tragedia di via Botteniga. Apriamo invece la pagina bellunese parlando del fronte opposto, cioè quello della protesta per il taglio, l'abbattimento di 147 tigli in via Feltre a Belluno. Ne abbiamo parlato ieri, oggi l'inizio, il primo stralcio di questo abbattimento. Via Feltre, giornata di pioggia, l'abbattimento dei tigli è cominciato. L'abbattimento è cominciato come previsto, la gente guarda, ma i toni sono assai meno drastici di quelli di prima dell'inizio dei lavori. È un po' triste, non si può dire altro, però se è da fare si fa. Io sono contrario all'abbattimento dei tigli, anche se approvo il progetto, perché secondo me è un progetto bello che può migliorare l'estetica della città. Mi dice cosa ne pensa? Io ne penso che non lo so. Non lo so, va bene. Se creano problemi. Stavamo guardando questo sfracello, ma purtroppo non si può fare altrimenti. Il verde è scientificamente provato che rende più vivibile il passeggio, la sosta delle persone nei negozi, negli esercizi. E questa è una cosa che se non fosse tenuta conto questa cosa qua, secondo me un po' di disagio ci sarà per chi frequenta il viale. Da adesso a settembre noi come Italia Nostra proviamo a vedere se riusciamo a fare qualche azione, a vedere se è tutto regolare, se si può in qualche modo bloccare o fare un ricorso al TAR, qualche cosa. Abbattimento del primo lotto di alberi completato in poche ore. Poi, ci viene detto, si proseguirà in settembre e tra qui e allora Italia Nostra, che attende l'incontro con il sindaco richiesto ieri a Palazzo Rosso, valuta che azioni intraprendere per cercare di salvare le altre 100 piante. Noi abbiamo constatato che sono sani, queste piante sono sane, ma mentre l'italiano si vede proprio, anche se si guardano anche i ceppi sono sani e quindi stiamo veramente valutando di fare una denuncia per danno ambientale. Il Comune su questo parla di sicurezza e di riqualificazione, ma le polemiche, lo abbiamo visto, le proteste sono aspre. Ora emergono anche dubbi sugli atti e sulla trasparenza. Ruspe pronte, alberi destinati a sparire. In via Feltre sono partiti con l'abbattimento delle alberature lungo la strada, i lavori di sistemazione che procederanno per lotti come previsto dalla ditta proponente che ha sottoscritto apposita convenzione con il Comune di Belluno per realizzare l'opera che dovrà essere ultimata entro 2 anni e non 10 mesi come era stato annunciato lo scorso 6 marzo. A febbraio, in sede di conferenza dei servizi che ha avuto esito favorevole, non si sono espressi Bellunum, Consiglio di Bacino, Italgas e Distribuzione, Fibercop e Open Fiber.
È il taglio indiscriminato dei 147 tigli il nodo del contendere. Il sindaco Oscar De Pellegrin difende la scelta dell'intervento. Il Corriere delle Alpi del 13 aprile sullo stato di salute degli alberi ha dichiarato: la progettista avrà fatto le sue verifiche, e accusa i contrari di fare polemiche strumentali. Ma le criticità restano, perché non esiste una perizia agronomica su tutta l'alberatura di Via Feltre, ma soltanto su 3 alberi, e per uno solo di questi è previsto l'abbattimento. Esiste al contrario la relazione sul censimento del verde, che però è tutt'altra cosa. Nessuna di queste è richiamata nell'ordinanza della polizia locale, che serve a chiudere la strada, non ad autorizzare il taglio degli alberi. Non risultano pubblicamente documenti chiari e immediati che motivino l'abbattimento dei 147 tigli previsto all'interno del progetto generale elaborato dall'ingegnera Elena Bustreo per conto del committente, il benefattore Umberto Fiabane. In particolare il progetto prevede di rimuovere le alberature esistenti, compresa l'estirpazione e frantumazione delle ceppaie, e ripiantumare in direzione Feltre alberi a medio-alto fusto posti ad interasse di 7-9 metri tra loro. L'essenza individuata è quella dell'acero campestre o acero montano, diametro del fusto 10-12 cm. Sul marciapiede lato opposto saranno messe a dimora alcune alberature in corrispondenza degli allargamenti del percorso pedonale, come aree fermate bus e attraversamenti pedonali, e troveranno spazio in nicchie appositamente predisposte con finitura con griglie in ghisa. Da ultimo la proporzione dell'intervento, che già a primi tigli abbattuti offre allo sguardo dei cittadini un panorama desolante, e il nodo di fondo: anche se paga un privato, l'opera resta pubblica. Una domanda resta aperta: è solo una scelta impopolare o un'operazione che andava spiegata meglio? In tema ambientale poi c'è quello del rischio della crisi idrica. La pioggia delle ultime ore non cambia, una situazione che preoccupa molto soprattutto il mondo agricolo già fin d'ora. Bilancio idrico del mese di marzo. Secondo ARPA Veneto le precipitazioni sono risultate inferiori alla media, confermando una tendenza che accompagna gran parte dell'anno idrologico in corso. Ormai è qualche anno che sappiamo che il quantitativo totale delle nevicate è sotto quella che è la media e sotto quello che servirebbe per garantire poi durante le stagioni primaverili e estive soprattutto un apporto idrico anche verso la pianura sufficiente. Nonostante la neve che ha baciato gli Olimpiadi invernali, il quadro generale evidenzia un deficit che continua a pesare su falde, fiumi e disponibilità complessiva dell'acqua. La neve è arrivata per le Olimpiadi fortunatamente qualche giorno prima delle gare. Questo è stato perfetto perché ha garantito al mondo una cartolina delle nostre Dolomiti che era meravigliosa. Sicuramente i quantitativi di neve necessari a garantire gli apporti idrici in pianura per tutta l'estate sono ben diversi da quelli che ha fatto qui quest'inverno. Anche se alcuni indicatori mostrano segnali di relativa stabilità, il sistema idrico resta in una condizione considerata delicata. Le precipitazioni sotto la media rendono decisive quelle che si avranno in primavera. Il rischio è quello di trovarsi in una situazione di crisi idrica nel corso della prossima estate. Quest'anno ci sono state parecchie nevicate, ma tutte con poco quantitativo. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.